Buona domenica da Sicilia 24, i principali titoli. Commemorazione dei defunti a Catania in ricordo ai caduti di tutte le guerre, ancora chiuso per lavori di restauro il sacrario della chiesa di San Nicolò l'Arena. A Palermo grande afflusso di visitatori al cimitero dei Rotoli per evitare di congestionare il traffico, potenziati i collegamenti con i mezzi pubblici. Mazzara del Vallo, a Sicilia 24 parla, pochi giorni dal funerale della moglie, il marito della professoressa che fece scattare l'inchiesta sui ritardi nei referti dell'ASP di Trapani, venne dato al tumore, troppo vantaggio. Sant'Alfio sventa il raggiro ai danni della madre, la truffatrice scappa ma viene rincorsa e fermata dal figlio della donna e dai vicini di casa in un rocambolesco inseguimento a piedi. Palermo si chiude il quarto weekend di Le Vie dei Tesori, visite guidate a Palazzo Francavilla alle dimore del Gattopardo. Calcio, Palermo travolgente al Barbera, la squadra di Inzaghi rifila 5 reti al Pescara e festeggia assieme ai tifosi i 125 anni del club rossonero. Bicchiere mezzo pieno in casa Catania dopo il pari beffa di Caserta. Il mese di ottobre ha regalato ai rossazzurri 13 punti. Nel pomeriggio Trapani in campo a Crotone e Siracusa a Giuliano. Bentrovati in apertura. L'omicidio avvenuto a Capizzi nel Messinese, vittima un ragazzo di 16 anni ucciso a colpi di pistola, sembrerebbe per errore. È stato ferito anche un altro ragazzo. A uccidere, a sparare un giovane di 20 anni che è stato accompagnato nel luogo del delitto dal padre e dal fratello. Tutti e tre sono stati fermati dai carabinieri. Il servizio è di Francesco Triolo. Ucciso per errore nella piazza del paese, Capizzi, piccolo centro arroccato sui Nebrodi a cavallo tra le province di Messina ed Enna. A perdere la vita Giuseppe Di Dio, 16 anni, raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da un ventenne, Giacomo Frasconà, già noto alle forze dell'ordine, mentre un altro giovane di 22 anni è stato ferito e si trova ricoverato all'ospedale di Nicosia, ma non è in pericolo di vita. L'omicidio è avvenuto intorno alle 22:30 di ieri in via Roma davanti ad un bar. Da una prima ricostruzione l'obiettivo del killer non erano né il 16enne né il 22enne. Il giovane che ha sparato voleva colpire un'altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali. Secondo le prime ipotesi, in 3 sarebbero giunti a bordo di un'auto sul posto, affollato di giovanissimi. Giacomo Frasconà avrebbe aperto il fuoco, dandosi poi alla fuga. I carabinieri hanno già fermato il ventenne, il fratello di 18 anni Mario e il padre 48enne Antonio. Per loro l'accusa è omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco, clandestina, lesioni personali e ricettazione. Il fratello e il padre sono ritenuti responsabili, dicono i carabinieri, di aver accompagnato il congiunto sul luogo del delitto al momento della sparatoria. Uno dei due fratelli, fermati nell'agosto del 2023, aveva dato fuoco al portone della caserma dei carabinieri di Capizzi, danneggiando anche un'auto in dotazione dell'arma. Gli investigatori hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, una pistola con matricola Brasa. Sulle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna c'è il più stretto riservo. Al momento in paese c'è sgomento per la morte del sedicenne che frequentava l'alberghiero a Troina, un ragazzo timido, bravo e studioso, dice il sindaco Leonardo Principato Trosso, che ha annunciato il lutto cittadino. Oggi è la commemorazione dei defunti a Catania, come ogni 2 novembre nella chiesa monumentale di San Nicolò l'Arena, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, quest'anno con un sacrario ancora chiuso ai visitatori per lavori di ristrutturazione. Tonino De Mano. Commemorazione dei defunti all'insegna della tradizione a Catania, con la visita al caro estinto preso d'assalto il cimitero di via Aquiscella e con l'onore ai caduti per la patria. A San Nicolò l'Arena, autorità civili, religiose e militari si sono dati appuntamento per la deposizione di 2 corone d'alloro, una inviata dal consolato tedesco. Ad aprire la celebrazione il silenzio. Il messaggio dell'arcivescovo Renna e il commosso tributo del prefetto Signoriello e del sindaco Trantino, presenti i massimi vertici delle forze dell'ordine ed i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Sacrario dei caduti ancora off limits e transennato per lavori ed aperto per pochissimi minuti, giusto il tempo di rendere onore ai soldati morti in guerra. Ad attendere fuori anche alcuni familiari dei caduti che speravano in un 2 novembre diverso, ovvero di poter visitare un luogo tanto carico di significato, tangibili, amarezza e disappunto. C'è un'amarezza in questo, perché in questi lavori che erano stati annunciati
7 mesi fa o un anno fa. Ora ancora non sono neanche iniziati. C'è una transenna messa davanti al sacrario che solo oggi è stata spostata per la cerimonia. È davvero deplorevole quello che abbiamo visto stamattina. Speravamo di poter entrare nel sacrario, invece assolutamente. Speriamo che la cosa comunque si risolva in tempi brevi, in quanto questo sacrario, come tutti quanti gli altri sacrari in Italia, serve ad infondere il rispetto per le persone che hanno contribuito a renderci liberi ora. Prossimo appuntamento il 4 novembre per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Sono tantissimi anche oggi i visitatori nei vari cimiteri dell'isola. Siamo stati a Palermo, al cimitero dei Rotoli, tantissima gente, nessun disservizio, il Camposanto pulito e in ordine. Marco Gullà. Nel giorno della commemorazione dei defunti, cimiteri presi d'assalto a Palermo. Qui siamo al Camposanto dei Rotoli e tantissima gente si è recata sin dalle prime ore del mattino per portare un fiore e un saluto ad un proprio caro. Una giornata speciale. È bello venire e sostare qualche minuto per riflettere un pochettino la nostra vita, l'esistenza. Fa bene venire a trovare i cari. Il comune di Palermo per l'occasione ha pure potenziato i mezzi di trasporto. I cittadini che si recheranno nei cimiteri comunali potranno usufruire di un servizio di trasporto interno, 4 navette di cui una attrezzata per i disabili. L'ufficio servizi cimiteriali ha collocato inoltre bagni chimici in punti strategici del cimitero a integrazione dei servizi igienici già presenti e ha attivato un presidio fisso con ambulanza, infermiere, accompagnatore e medico. Cimitero dei Rotoli che ormai si è lasciato definitivamente alle spalle l'emergenza di qualche anno fa. Ordinato onestamente, non abbiamo trovato nessun impedimento anche nell'arrivare nelle sepolture, a parte qualche lavoro che stanno facendo di manutenzione, se ho visto bene. Però sì, tutto in ordine onestamente, sepolture, strade, anche gradini, tutto percorribile. Sì, molto meglio, anche il fatto della gestione dell'acqua piovana. Oggi è abbastanza pulito, anche le fontane avevano l'acqua, quindi tutto sommato era decente, proprio pulito. Rispetto agli altri anni mi sembra più pulito, più decoroso. Migliorato. Non ne trovo difficoltà quest'anno a confronto degli altri anni, mentre quest'anno penso che sia molto più pulito. A pochi giorni dal funerale della moglie parla ai nostri microfoni il marito di Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo morta di cancro, la donna che fece scattare l'inchiesta referta in ritardo all'ASP di Trapani. Ecco l'intervista che in versione integrale potrete seguire nella trasmissione Il Punto. Fu dato, dice l'uomo, troppo vantaggio al tumore. Il servizio è di Simona Mazzone. La malasanità, ancora una volta protagonista del programma di approfondimento giornalistico delle nostre reti Il Punto, dove la storia di Maria Cristina Gallo, la docente di lettere di Mazara del Vallo, morta di cancro a 56 anni, ha posto l'accento sulle gravi carenze della sanità siciliana. A raccontarla è stato il marito a pochi giorni dal funerale della moglie, profondamente addolorato per un errore omissivo dell'ASP di Trapani. Al tumore era stato dato troppo vantaggio incolmabile, nonostante la voglia di vivere di mia moglie, nonostante l'affetto della famiglia, nonostante l'impegno dei medici, il tumore era già diffuso. Maria Cristina forse si sarebbe potuta salvare se la biopsia a seguito di un intervento per un fibroma all'utero le fosse stata consegnata in tempi regolari. Invece il referto medico è arrivato dopo 8 mesi, quando ormai era troppo tardi. Mia moglie ha pagato una serie di errori fatti da altri, una serie di cose non fatte che equivalgono comunque ad un errore. E noi lo abbiamo scoperto per caso che questo ritardo era un ritardo sistematico. Perché? Perché nel momento in cui mia moglie è andata a ritirare i documenti in ospedale, nell'archivio, un impiegato di quell'ufficio, un impiegato tra virgolette qualsiasi, ma lo stupore di mia moglie sul fatto che stava ricevendo un esame istologico dopo 8 mesi, ha mostrato un armadio con dentro dei faldoni, dei fascicoli, esclamando: scusa, ma non pensare di essere da sola, qua ce ne sono altri 3.000 nelle tue stesse condizioni.
E adesso andiamo a Sant'Alfio nel Catanese. Una donna tenta di raggirare un'anziana ma viene smascherata, inseguita dal figlio e da alcuni compaesani. L'infruttuosa trasferta si è conclusa con una denuncia per tentata truffa. I particolari nel servizio di Tonino De Mano. Tenta di raggirare una 79enne di Sant'Alfio fingendosi finta cancelliera del tribunale, ma viene inseguita dal figlio e da alcuni vicini di casa, finendo anche per essere denunciata dai carabinieri. Protagonista una donna di 41 anni, originaria di Mascalucia e nota per le sue vicissitudini giudiziarie. Tutto inizia dalla telefonata di un finto maresciallo con la quale informava che il marito dell'anziana era in caserma a Zafferana per una sanguinosa rapina ai danni di una gioielleria di Catania. L'interlocutore ha chiesto alla donna di collaborare alle indagini fornendogli il numero di matricola del fucile da caccia detenuto dal marito e, minacciandola di denuncia, di far visionare i gioielli tenuti in casa ad una delegata del tribunale al fine di verificare che i preziosi non fossero gli stessi rubati nel corso della rapina. L'anziana, atterrita, ha subito informato il figlio che si è precipitato in casa. Da qui la colluttazione con la truffatrice che ha tentato la fuga, prima rompendo un vetro per poi scavalcare nel balcone, tutto questo tallonata dal figlio dell'anziana e da alcuni compaesani. Il successivo arrivo dei carabinieri ha permesso di risalire alla donna che ha concluso la sua infruttuosa trasferta a Sant'Alfio con una bella denuncia per tentata truffa. Stavano contando dosi di marijuana e banconote seduti al tavolino di un locale di Paternò, nel Catanese, quando sono stati sorpresi e bloccati dai carabinieri. A finire in manette, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, 2 giovani di 18 e 20 anni, entrambi con precedenti specifici. L'aeroporto di Comiso torna a volare, lo fa con numeri incoraggianti. Il primo volo in continuità territoriale per Milano-Linate è partito ieri in sold out, segnando un importante passo avanti dopo mesi difficili per lo scalo Ibleo. E mentre si consolidano i collegamenti con Roma, si apre la strada a nuove rotte nazionali e internazionali. Veronica Barbarini. L'aeroporto di Comiso riparte e lo fa con il pienone. Il primo volo Comiso-Milano-Linate di Aero Italia, operato in regime di continuità territoriale e decollato il 1 novembre, è infatti andato sold out. Un segnale importante per la crescita del territorio, che conferma la strategia di rilancio dello scalo, che prevede a tariffa agevolata e fissa per i residenti in Sicilia anche voli giornalieri verso Roma-Fiumicino. Io sono di Catania, sono qui a Comiso per partire oggi stesso. Ho preso il biglietto ieri per partire oggi a Milano e l'ho pagato meno grazie alla continuità territoriale. Anche se ci è voluta un'ora e mezza, un'ora di strada, ne è valsa la pena. Mi sono ritrovato ad avere un prezzo molto vantaggioso rispetto all'aeroporto di Catania, infatti ho deciso di andare a vedere il Milan che appunto gioca stasera. Molto interessante, prezzo sempre fisso in qualsiasi momento. Cose che a Catania purtroppo ancora non abbiamo, quindi potrebbe essere di buon auspicio anche per l'aeroporto Fontana Rossa di mettere la continuità territoriale, perché la trovo veramente fantastica. Dopo mesi di crisi, Comiso comincia a intravedere un futuro più positivo. Il rilancio dell'aeroporto Ibleo, infatti, può fare affidamento anche su nuovi voli per Bologna e Torino, operati da Aero Italia, e da Volotea per Verona. Si attende ora l'avvio delle nuove rotte internazionali che saranno attivate con i fondi della regione siciliana. Nel frattempo proseguono i contatti con Ryanair, che potrebbe tornare a operare su Comiso dopo oltre 2 anni e mezzo di assenza. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri anche con la società di gestione SAC per presentare una proposta di rete che includa sia Comiso che Catania. Adesso una breve pausa e poi parleremo della Via dei Tesori. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Si chiude oggi a Palermo il 4º weekend di Le Vie dei Tesori, visite guidate da Palazzo Francavilla alle dimore del Gattopardo, ma anche un percorso della memoria e della legalità. Orazio Longo. Più di 200 luoghi della città attraversati da visite guidate ed esperienze di riscoperta assieme a 600 giovani esperti accompagnati da studenti delle scuole. A Palermo il 4º weekend di Le Vie dei Tesori. Tesori come Palazzo Marchesi, lo Spasimo, il Teatro Massimo, ma anche il percorso della legalità che passa dalla Casa di Paolo alla Casa Memoria di Peppino e Felice Impastato, il Must 23 a Capaci, la caserma Lungaro e il carcere Ucciardone, oggi luogo dove la creatività e il lavoro si intrecciano per costruire percorsi di legalità e speranza. È un modo di dire alla
la città, innamoratevi della vostra città, coltivate amor proprio, coltivate cura, coltivate rispetto e coltivate amore per una città che a volte può essere complessa, può essere contraddittoria, ma che ha uno spessore straordinario di bellezza. Soltanto nei prossimi 2 venerdì si potrà entrare a Palazzo Lampedusa, mentre in tanti in questi giorni sono corsi a Villa Trabia per indossare i visori 3D e vedere rinascere Villa degli Ella, il gioiello di Basile abbattuto nel 1959. Le vie dei tesori mette in rete istituzioni, enti, associazioni e l'università. Un impegno oramai che dura 19 anni, tra l'altro l'università è di fatto il socio fondatore della Via dei Tesori, quindi noi siamo lieti di partecipare anche quest'anno, e quest'anno per noi è un anno particolare perché tenteremo insieme alla Via dei Tesori di trasformare Palermo nella prima città italiana biodiversa. Immancabile la passeggiata sulle tracce del Gattopardo, ma anche dei Beati Paoli, poi lo stagno di Santa Rosalia, Villa Bonocore Maletto e Villa Bosco Grande. Nel laboratorio Gazebo al Politeama, la città di tutti, con i bambini divisi in gruppi a esplorare Palermo attraverso 5 tavoli legati ai sensi. Senza nome, senza storia, solo statua A e statua B. Ma chi sono? Chi rappresentano i bronzi di Riace? Dalle recenti indagini viene fuori per la prima volta un identikit. Lorena Dolci. Eroi, guerrieri o tiranni? Chi erano i bronzi di Riace? Nell'alone di mistero che circonda le 2 statue c'è anche l'enigma dell'identità. A dargli un nome ci prova Anselmo Madeddu, dottore ed esperto di storia, che nel suo libro I guerrieri di Riace ha raccolto una montagna di indizi sull'ipotesi siciliana e fornito finalmente un'identità agli eroi nudi. C'era Gelone all'indomani della battaglia di Imera che deponeva le armi e le vesti e consegnava il suo mandato nelle mani del popolo e raccontano poi Diodoro Sigolo, ma in particolare Claudio Eliano che per questo motivo il popolo lo rappresentò in questo gruppo scultoreo. Questo gruppo scultoreo finì poi con ogni probabilità in fondo al mare, in un naufragio dopo la conquista romana di Siracusa. Madeddu va molto oltre la scia già aperta negli anni '80 dagli archeologi americani Holwell e McCain, risalendo anche al papà delle 2 statue. Pitagora da Regge non è un'ipotesi campatenaria, Pitagora era il più importante scultore alla corte dei Dinomenidi. E i Dinomenidi, allora i tiranni di Sicilia, erano probabilmente gli unici che potevano avere in quell'epoca il potere economico e il potere politico di una tale commissione. Un grande giallo archeologico, ma anche e soprattutto un'operazione verità. Che nessuno vuole togliere nulla alla Calabria, che ormai i bronzi di Riace rappresentano l'immagine iconica della Calabria nel mondo ed è giusto che restino a Reggio Calabria, ma è altrettanto giusto rendere giustizia, scusando il gioco di parole, alla verità, perché in realtà i bronzi venivano dalla Sicilia, pur ribadendo che devono restare a Reggio Calabria, la paternità va assolutamente rivisitata da questo punto di vista. Il re è nudo, dopo 50 anni anche la verità può venire a galla. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci alla pagina dedicata al calcio. Palermo travolgente al Barbera, 5-0 al Pescara e festa riuscita per il 125esimo compleanno dei rosanero. Doppietta di Pierozzi, gol di Segre, Brunori e Diachité. Il servizio di Marco Gullà. Una manita alla crisi, il Palermo vince, convince e si diverte. Nel giorno del suo 125esimo compleanno batte il Pescara 5-0 e allontana i venti di crisi. Al Barbera rosanero show, una prestazione più che convincente contro comunque una squadra non proprio esaltante, troppo remissiva e in partita solo nella prima parte del primo tempo. Man of the match Nicolò Pierozzi, autore di una doppietta e un assist per la rete di Segre. A fare festa anche Brunori e Diachité, 3 punti che permettono alla banda di Inzaghi di risalire in classifica, adesso è quinto posto. Dopo i festeggiamenti con la sfilata di ex calciatori tocca al Palermo quindi non rovinare la festa. Il Pescara però nei primi minuti sfiora in 2 occasioni il gol, prima è Joronen a salvare, successivamente pasticcio difensivo e Augello riesce ad evitare lo svantaggio disimpegnando sulla linea. Dopo la paura, 23esimo, Palermo in vantaggio, poi Ampalo fa sponda per Pierozzi che conclude in porta e gol. La squadra
si toglie di dosso paure e incertezze e inizia a giocare a calcio. Nel finale di tempo ha annullato un gol a Pierozzi per fuorigioco di Poyampalo. Nella ripresa però entra Brunori e la formazione siciliana sprinta. Arriva subito il raddoppio Pierozzi, questa volta fa assist e Segre in sacca di testa, 2-0. Poi Poyampalo vuole chiuderla, conclusione mirata, ma c'è il palo a negare la gioia al finlandese. 58esimo, terzo gol rosanero, Pierozzi appostato nell'area piccola sugli sviluppi di un calcio d'angolo insacca facilmente. Doppietta e notte magica per il difensore. Poi entra in scena Brunori, Poyampalo fa ancora assist per il capitano rosanero che prende la mira e fa buca, 4-0. Nel finale c'è gioia anche per Diakité che insacca di testa su assist di Vasic la palla del pokerissimo. Festa al Barbera, il Palermo riparte. Il mese di ottobre si è chiuso col pareggio di Caserta che lascia l'amaro in bocca, ma ha lanciato il Catania fra le protagoniste assolute del torneo con le 4 vittorie precedenti. Martedì la ripresa degli allenamenti. Marco Carli. È stato un ottobre a tinte rossazzurre quasi perfetto, nonostante l'amaro in bocca che ha lasciato il finale di Caserta con i 2 errori che hanno portato al successivo pareggio dei campani, nella notte conclusiva del mese. Non si può però dimenticare che prima era stato percorso netto, 4 vittorie, nessun gol subito e soprattutto gli scalpi di Salernitana e Benevento, conditi da spalti gremiti ed esultanti. Insomma, se si escludono gli ultimi 10 minuti di Caserta, solo buoni pensieri per questa stagione. Certo, la perfezione non esiste e i miglioramenti vanno alimentati giorno dopo giorno sul campo e in società. Si pensa a irrobustire la rosa con un esterno sul mercato di gennaio, ma il Catania è fra le protagonisti e ha i mezzi per duellare fino alla fine e tentare di regalare ai tifosi il sogno da tempo atteso. Il mese di novembre si apre con una partita interna contro l'Altamura che ha pareggiato in casa nell'ultimo turno contro il Cosenza. I pugliesi sono allenati da Davis Mangia, tornato in Italia dopo un decennio ed ex guida dell'Under 21 della Nazionale e del Palermo. Il Catania tornerà ad allenarsi martedì. Toscano dovrà fare a meno di Gherardi che sarà squalificato e deve valutare gli infortuni di Aloi e Pieraccini. Il primo salterà di sicuro la sfida, mentre per il difensore bisognerà capire cosa emergerà quando verranno verificate le condizioni dell'ex Cesena dopo il problema fisico che l'ha costretto ad abbandonare il campo al Pinto. Il Trapani cerca conferme mentre il Siracusa cerca di tornare a fare punti. Entrambe giocheranno lontano dalla Sicilia. I Granata sono impegnati a Crotone, gli azzurri in Campania contro il Giuliano. Sergio Colosi. Per il Trapani quello di oggi a Crotone è un esame di maturità. Un calo fisico dopo l'ottima partenza è diventato una costante, come il ritardo dalla zona playoff che ospita stabilmente i calabresi di Longo. È un esame anche per Aronica che conferma girone a sinistra, ritrova Pirrello e Ciotti e si affida al tridente Ciuferri, Fischnaller, Grandolfo. Sotto il profilo del gioco affrontiamo una squadra ambiziosa come noi, che ha le stesse ambizioni, che ha la stessa voglia di arrivare in alto, e quindi 2 squadre che giocheranno a calcio, 2 squadre che si affronteranno a viso aperto e che cercheranno di ottenere un risultato positivo, e quindi sotto questo punto di vista siamo carichi e pronti a affrontare un Crotone che sappiamo e conosciamo le proprie individualità e le caratteristiche migliori che hanno, ma d'altro canto abbiamo voglia, energia e cattiveria agonistica per rivendicare l'eliminazione di Coppa Italia. Potrebbe essere ad una svolta il campionato del Siracusa, che cerca conferme dopo il successo contro il Casarano. L'occasione è da non fallire perché a Giuliano si misurano le ultime 2 della classifica. 23 convocati, assenti gli infortunati Puzzone, Alma, Iobbe e Parigini, confermati Sciapola a destra, Di Paolo e Frisen nel tridente completato da Valente con Molina prima punta. Calcio a 5, beffa per la Meta Catania. Per un cartellino giallo in più, rossazzurri fuori dalla Champions di Futsal. Marco Carli. Una ammonizione costa il passaggio del turno. Meta Catania eliminata con beffa dal main round organizzato in casa al Pala Catania. Grande vittoria per 9-3 con i finlandesi dell'Aka, ma a parità di punti, differenza reti e gol segnati passa la EK Atene per un giallo in meno.
Rossazzurri subito sotto con i campioni di Finlandia, prima 0-1 e poi 1-2, ma poi in autorevole rimonta, il ribaltone negli ultimi 4 minuti del primo tempo con il power play. La ripresa è un assalto nelle fasi finali, ancora con l'arma del portiere di movimento. Dal 3-2 si arriva fino al 7-2, ma per eliminare i greci serviva vincere con 7 gol di scarto. E invece gli etnei si sono fermati a 6 contro il muro finnico, alzato soprattutto negli ultimi minuti, quando sul 9-3, che poi sarà il risultato finale, gli etnei non riescono a segnare la rete che sarebbe stata decisiva. Così, in graduatoria, la meta finisce con gli stessi punti della EK Atene, stessa differenza reti, stessi gol realizzati, ma come detto, per i greci una munizione in meno che vale la qualificazione. In casa etnea resta il rammarico per un obiettivo, il passaggio agli ottavi che sfugge, ma anche la convinzione cresciuta durante il main round di un gruppo valido che rappresenta l'elite in Italia e che solamente per una piega regolamentare non è riuscito a entrare fra le big europee. Bene, è tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.